Cici Cucù, buongiorno, sono le 11 del 19 dell'11 del 2018. Semplicemente se non si conosce qual è il principio di costituzionalità di una legge o di una situazione e il principio di legalità, non si capisce cosa sto parlando. Per questo faccio questo breve filmato introduttivo di questi due principi. Allora, il principio di legalità stretto stretto significa che non esiste niente altro tranne quello che è sancito dalla legge, dal testo di legge. Quindi tutto quello che non è definito nel testo di legge è da considerarsi illegale. Quindi questo, la Costituzione cos'è? È un testo sulla quale poi fa griglia tutto il resto delle leggi dello Stato. Ci sono vari organi che dovrebbero verificare la costituzionalità o meno di un testo di legge, ma come al solito il problema qual è? È che questo organo viene, i nominativi delle persone che fanno parte di questo organo, la Corte Costituzionale, è su base politica. Attenzione. Quindi è un organo su nomina politica. E dall'altra parte ci sono altri strumenti che sono stati appositamente creati per tutelare, cioè verificare se le leggi sono costituzionali o meno, che andremo a vedere poi, cioè sono strumenti in mano alla procura, a ogni procura della Repubblica sul territorio nazionale, e andremo a vedere il motivo per cui la procura, anche se la Costituzione dice che alla Procura spetta il controllo dell'operato dei politici, la Procura non lo fa. E qui è tutto un bel da dire. Quindi il diritto alla casa non è direttamente sancito, cioè scritto sulla Costituzione, ma è un diritto immediatamente conseguente, legato all'integrità psicofisica del cittadino, al diritto alla sanità e ad altre cose. Quindi non è costituzionale, tanto per dire, questo fatto che in Italia negli ultimi anni qualcuno vuole che il cittadino si armi e si difenda con le sue mani, quando questo è costituzionalmente definita come una competenza che spetta allo Stato. Esiste già gli articoli per la legittima difesa che vedono, che cercano di definire se, mettiamo caso, uno entra in casa, tu gli spari, se questo non è giustificata come reazione, le responsabilità sono tue. Non siamo in America. Questo è un fatto che continuamente si viene a confondere. La Costituzione americana è profondamente diversa da quella italiana. Quindi costituzionalmente non è legittimo il fatto che i governi negli ultimi 20 anni abbiano causato così 10 milioni di poveri, non è legittimo il fatto che i cittadini italiani siano senza copertura sanitaria e quant'altro, e andremo alla fine a capire perché questo si è potuto invece fare. Allora, riassumendo, concetto di legalità, non è tutto quello che non è definito nel testo di legge è illegale. Quindi la legge, per esempio, non richiede il buon senso nell'applicazione della norma, no? Quindi
il testo di legge ti permette di fare una cosa, tu lo fai indiscriminatamente, perché questo è il principio di legalità. Andremo a approfondire il discorso in un altro momento. Il principio di costituzionalità invece è quello che vi ho appena detto, ve lo ripeto per l'ennesima volta perché è fondamentale che capiate questi, almeno in modo molto superficiale, generale, questi due principi. Costituzionalità, la Costituzione dichiara formalmente i diritti fondamentali del cittadino e le tutele, un'altra parte della Costituzione, che le tutele che il sistema Stato ha per mantenere un certo equilibrio all'interno di se stesso. Visto questo, vi lascio praticamente così tranquillamente, perché stamattina ho anche altre cose, cerco di fare altre cose a parte questo video. Per i malevoli, dov'è? Qua. Per i malevoli questa volta non fumo, no? Perché è importante quello. Come al solito si va a vedere il bastoncino nell'occhio degli altri e non si vede il tronco che sia nel proprio, no? Quindi vi ringrazio tutti e vaffanculo, ve lo rimando alla prossima parte, che si tratta del vaffanculo Ater di Gorizia, che sarà tutto un bel da dire. Ringraziandovi, buona giornata.